Il libro Berlinguer, l'ultimo leader di Giovanni Gelsomino e Gianni Giovannetti è in distribuzione oggi nelle edicole sarde con il quotidiano La Nuova Sardegna ed è stato presentato a Sassari nell'aula magna del liceo classico musicale coreutico Azzuni. Una scelta non casuale, perché fu proprio in questa scuola che il grande leader politico sassarese, per 12 anni segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, si diplomò nel lontano 1940. A fare gli onori di casa sono stati il direttore della Nuova Antonio Di Rosa e il giovane scrittore sardo Matteo Porru, vincitore del premio Campiello, che hanno dato il via al vario programma, con interventi degli autori e degli studenti, mentre in videocollegamento Walter Veltroni, politico e scrittore, anche gli autori di un libro su Berlinguer, lo ha ricordato introducendo la proiezione di un docufilm biografico. I vari momenti sono stati alternati da alcune esibizioni musicali degli alunni. A 38 anni dalla sua morte, Enrico Berlinguer resta una delle figure politiche più amate della sinistra italiana. Nato a Sassari nel 1922, si iscrisse al PC nel 1943 e l'anno dopo si trasferì a Roma per diventare segretario prima della FIGC, poi dello stesso PC nel 1972. Nel 1973 propose il famoso compromesso storico per una collaborazione con l'allora Democrazia Cristiana di Aldo Moro e nel 1981 produsse l'altrettanto noto strappo con l'Unione Sovietica, passando alla cosiddetta terza via. Morì l'11 giugno 1984 a Padova per un'emorragia cerebrale provocata da un ictus che lo colse qualche giorno prima durante un comizio. Il prossimo 25 maggio, giorno esatto della sua nascita, sarà ricordato sempre a Sassari all'Università, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.